Carla, Gino, Antonio, eccoli qua, ci mettiamo subito insieme. E allora, adesso però vorrei fare una cosa, se riusciamo, c'è una bella fotografia di Angelini, no, molto carino, sta in macchina, c'è un cagnolino, c'è una bella signora al suo fianco, vogliamo vedere questa fotografia per cortesia, guardate un po', lui si chiama Flick, lei si chiama Mimma, quello è il signor Angelini e credo che la signora Mimma Angelini sia al telefono. Mimma? Mimma mi sente? Pronto? Pronto, buongiorno, come sta? Abbastanza bene. Sa che sono felicissimo di averla al telefono? Come? Sono molto felice di averla al telefono, Come? signora. Senta, lei riesce a seguire? Mi sente? Non la sento bene. Neanch'io, io la sento lontanissima, per cui ci deve essere un collegamento. Potete ricontrollare per cortesia che funzioni tutto bene? Signora, senta, com'è stata la sua vita con un maestro come Angelini, che sicuramente avrà avuto la musica davanti a tutto, giusto? Pronto? Sì, signora, riesce a sentirmi? No. Non riesce a sentirmi? Allora facciamo una cosa, dovrebbe abbassare un po' il televisore, mi fanno segno, perché No. probabilmente c'è un No, innesto. è abbassato il televisore. È abbassato il televisore, adesso va bene. Lei riesce a sentirmi ora, signora? Un poco. Poco. Allora, facciamo una cosa, la richiamiamo, così è più facile. Grazie comunque, la richiamiamo perché può capitare. Mi interessava molto questa cosa, Delfina, di lui con questo secondo matrimonio, perché il primo era stato un po' mitizzato, se vuoi, il primo matrimonio, no? C'era stata una canzone, Basurto, te la ricordi? Un angelo... Serenata d'un angelo. Serenata d'un Serenata angelo. d'un angelo, sì. Che anche tu hai cantato qualche volta. Sì, come no. In Con effetti. tutti gli angeli suoi. Ho capito. Ed è una canzone che sa che fa ancora faville. Quando la suoniamo qui in trasmissione funziona ancora a meraviglia. Cioè sono proprio richieste, è proprio una canzone amatissima. Per cui era difficile in effetti poi rivederlo. Invece fu un altro matrimonio felicissimo anche il secondo. Perché era una canzone dolcissima quella lì. Il trucco, diciamo, chiamiamolo così in termini tecnici un po' allargati, il trucco era di offrire al pubblico le canzoni che potevano essere ricantate lo stesso giorno. E certo. E se non erano così lui le toglieva dal repertorio. Aveva ragione però in questo caso. Direi. Senti una cosa, Gino, ma tu come sei arrivato ad Angelini? È vero che eri stato in America, cioè avevi girato un po' dappertutto, poi sei stato 2 anni in America e a un certo punto sei tornato in Italia e hai detto devo assolutamente andare a cantare con Angelini, è vero? Sì, e mi accompagnò mio padre. E io Mario Latilla, tra l'altro, che devo dire, voce incredibile. Suoniamo delle canzoni di papà tante volte. Sì, l'ho sentite io. Dunque, no, ti dico subito, lui mi ascoltò e disse, guardi, lei può fare tutto quello che vuole, meno che cantare. La prima volta. La prima volta. E quando dopo, per una storia molto lunga che non voglio assolutamente togliere al pubblico... No, perché? No, diciamo la storia molto lunga, è molto carina, perché tu invece dovevi fare prima l'avvocato, poi il medico, giusto? Perché erano le tradizioni familiari. Sì, signore. Sto sbagliando? Sì. Allora, ma invece tuo papà era un po' sfuggito alla regola, Sì. il nonno materno, no, lo zio materno premeva, mi pare, perché tu facessi il medico. Esatto. E invece tu ti sei messa a cantare, giusto? Beh, sai, ho pensato così. Ma è vero che sei scappato 7 volte dal collegio? Sì, no 7, 8. Ah, non è possibile! 8 volte! Dai gesuiti! Sì. Ma come mai? Come... Beh, io ho avuto un professore adorabile, Aldo Moro, e lui era... Vabbè. Lui mi ha insegnato tutto nella vita, guarda, credimi. Niente, parliamo allora di come io sono andato, che lui ha detto, vabbè, lei può fare tutto quello che vuole, meno che cantare. E allora io ero stato in Italia allo Special Service americano, sai che ho fatto il ponte aereo di Berlino. Sì, mi io ricordo. lavoravo il pomeriggio a Francoforte e la sera a Berlino e poi tornavamo indietro. Hai avuto anche un incidente, mi pare, aereo Sì, lì signore, in sì, Germania, sì, no? sì. Atterrammo senza carrello. Ma tu Ma pensi? c'ero io. Certo, quindi è andato bene lo stesso. Sì, e allora mio papà
Poi ti dirò anche di un bisavolo che ho io, che del 1705 ha scritto delle opere. Non la sapevo questa. Ah beh, ne ho lasciato un CD qui, che è molto molto bello. Solo che dovevo odiare, secondo me dovevo odiare i soprani. Ah sì, perché? Sì, perché tutte le sue romanze, le sue arie erano tutte... Di Angelina. Beh, ritorniamo ad Angelini. E dopo mio padre trovò Nunzio Filogamo Sì. e disse: senti, oh mio figlio, fagli fare una cosa. E allora io andai alla radio a Milano e cantai una canzone. Che canzone cantavi? Te la ricordi? No, Una di allora, onestamente insomma, sì, una di allora. Ah no, sì, come no, Gigolette. Che Dove di sei, Panzucci. Gigolette? Bellissima. Quella lì. E improvvisamente telefonò Angelini a Filogamo e disse: senti, quello che ha cantato Gigolette, mandamelo subito domani a Torino. E io sono andato l'indomani, figurati, Angelini che chiama me, io. E dice, quando entrai nello studio, mi ricordo avevo una giacca che sembrava la coperta di un cavallo. Sì, perché era di tutti i colori. Sì. E allora quando entrai nell'auditorio, lui mi guardò e fa: lei? Dico: sì, maestro, sono io. E da quel momento mi chiamava sempre il mio errore. Perché la prima volta che tu non avevi... Abbiamo una foto con la squadra di Angelini, la prima squadra. Credo che Carlino, non so se ci fosse, forse c'era già Carlina. Vediamo se ce li mette insieme, perché vediamo come si era formata. Dopo Basurto, ovviamente, tu sei arrivato prima della guerra con lui, giusto? Sì. Insieme a Coso. Quindi c'era Clerici, c'era Bellevi, Certo, c'era certo. come si chiamava? La Fioresi, avevate un sacco Certo. eravate tutto uno squadrone magnifico proprio. Allora era il 39. Nel 39, sì. Ma dopo il militare che ho fatto, io nel 47 ho inciso una canzone con lui, Sospiratella, Sì, la conosciamo benissimo. dove lui a un certo momento si diverte a rispondere, a fare un coretto. E allora eravamo io, la Pizzi e Clerici. Sì. Poi dopo siamo partiti per fare una tournée e siamo partiti io, la Pizzi e Clerici Sì. e lì facevamo Maria de Bahia, no? Ai 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 Maria Bahia, questa qui, Sì, che era una meraviglia. Accennano un po' com'era. Ai 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 Maria de Bahia. E questa è un'altra roba, deve dire cantata da lui, sembra un'altra canzone. Allora, facciamo una cosa, ma voi l'avete mai sentito Angelini cantare? Sì. Tu l'hai sentito cantare? Che voce aveva? Discreta. Vediamo un po' se hai ragione. Ce lo fate cantare per cortesia, voglio sentirlo a Ciao Turin. E allora, cantiamo qualche cosa per Torino, su. Tentiamo. Come? No, tu canti, no tentiamo. Io dico cantiamo, ma canti tu. No, una parte della responsabilità pesa su di te. Sì, me la prendo. In ogni modo, Vai. assoliamo. Finalmente sono arrivate le carte, la portammi riant al postino. Non dispiace, ma domandevo parte, e la sei la mia bella Terin. Ciao Terin, mi vado via, vado lontano a lavorare, ma sai neanche cosa che sia, sento il cuore a tremolare. Ciao Terin, mia bella terra, che tristezza, che pensiero, amas mia gnanca vera, a dovete salite. E vedrai pinen la mole nei capucin, porterai pinen le belle citte al Valentin. Ciao Terin, mi vado via, vado a Roma a lavorare, ma darai la vita mia per poter presto ritornare. Ciao, che tristezza, che pensiero, amas mia, gnanca vera, a dovete salute.
vado lontano a travagliare, mi sai neanche cosa che sia, sento il cuore a tremolare. E vedrai Pineng l'amore nei capissin, porterai Pineng le belle cifre al Valentin. Ciao Terin, mi vado via, vado a Roma a travagliare, ma darai la vita mia per poi lei presto ritornerà. Bene, cantava bene, era intonato. Righello, Ettore, guarda che hai visto, Lui, hai visto che si è messo a cantare, ha suonato, quanti anni sei stato con lui? Un sacco di cose hai fatto con lui. Va bene, si è messo a cantare Angelini, devi cantare anche tu un giorno, è vero o no? Dobbiamo farlo cantare, Ettore, preparati, preparati. Devi cantare una canzone della tua, dove sei, della valle? Di dove sei tu? Della Val di Cuneo. Di Alba, e qualche cosa, Alba sul mare canterai, guarda che non c'entra niente, però lega, perlomeno come parola. Allora, a questo punto, vediamo un po' se riusciamo a rimetterci però in contatto con la signora Angelini, pronto? Signora, oh, adesso io la sento benissimo, lei mi sente? Sì, abbastanza. Ecco, ha visto di nuovo Cinico che cantava, ma cantava in casa? Ho visto. Cantava in casa? No. Non cantava mai in casa? No, mai. Senta una cosa le diceva quando arriva a casa di questi manigoldi qua, che teneva come dei soldatini? Niente. Niente, Non parlava mai di lavoro. non parlava mai di lavoro in casa? Mai. Beh, devo dire che era anche intelligente allora. Proprio, nel senso che è qualcosa di più. Mai. Signora, se lei ripensa alla vita con suo marito, no? È stata una bella vita secondo lei, pur avendo tutti i problemi, che magari anche lui era un po', allora erano un po' tipo impiegati, no? Quelli che andavano alla RAI, cioè orari molto stretti, continuare a lavorare, giusto? Signora, mi sente? Signora, io non la sento parlare, per cui mi preoccupo. Mi sente bene? Malissimo. Malissimo. Signora, dobbiamo rinunciare allora. La ringrazio, mi dispiace tanto, proprio perché volevo parlare a lungo con lei, ma i collegamenti li facciamo ritentare ancora una volta, speriamo che vada meglio. Tanto si abbia un bel bacione da parte nostra. Grazie di avere comunque chiamato. Adesso lo sento. Allora, adesso... adesso mi sente meglio? Sì, la sento meglio. Oh, meno male, così dicevo, senta, se lei sa perché ci tenevo che lei mi rispondesse a questa domanda. Se lei ripensa alla sua vita col suo marito, no? Così che poi, ripeto, erano vite allora, nella stagione nostra, erano vite piuttosto impegnative perché si lavorava moltissimo, non c'erano orari, insomma, non erano gli artisti che potevano permettersi tutto, erano un po' dei soldatini anche loro. È stata felice la sua vita, signora? Molto. Con la musica e suo marito? Molto. Era un uomo buono. Un uomo buono, Speciale. Un uomo straordinario. Un uomo straordinario. Lo credo. Qual è il più bel ricordo che lei ha di suo marito? Il più bello proprio, quello a cui lei corre col pensiero quando ci ripensa. Con nostalgia. La nostalgia, Nostalgia. una grande nostalgia. Sa che ce l'abbiamo tutti qua. Sa che quando è partita la sigla ho chiesto a tutti loro che cosa provassero. Uno mi ha detto il batticuore, Carlina mi ha detto la nostalgia, Delfina diceva non ti puoi immaginare che cos'è. Insomma, è veramente, è una cosa che ci è rimasta. Però le posso dire che la nostalgia ha un grande conforto dentro di sé. L'idea che anche se quella stagione è passata, però noi ci siamo stati. Non è magnifico? Grazie signor Angelini, tanti bacioni. Grazie. E direi che facciamo una cosa, visto che siamo, una delle canzoni che Angelini, mi piace perché tu sei uno che si commuove come me. Io mi prenderei a sberle quando mi capita che sto magari prendendo una cosa che mi commuovo, non so, devo andare avanti purtroppo perché devo andare avanti, ma vedo che arriva e dico non devo, è la fine. Il momento in cui si dice non si deve, si fa poi. Andiamo a prendere una canzone, anzi perché andiamo a prendere una canzone? Voi due mi piacerebbe, tu ti sei appena risposato, giusto? Sì. Tanti auguroni, tra l'altro. Dov'è tua moglie? È lì. Dov'è tua moglie? Me la fai vedere? Signora, ma tanti auguroni, veramente tanti auguroni. Non riuscivo a vederti, sai, perché stavi là. Allora,
devo dire che, lo so Carla, beh, tu sei signorina, non sei contenta? Signorina? Qui ci si può sposare un'altra volta. Sono libera. Non ci penso nemmeno. Ma sai che l'ultima volta che vi ho visto insieme eravate ancora nel sì, no, sì, non si sapeva come andava a finire questa storia, eccetera. Per cui adesso che è passata tutta la cosa, Carla, sei su piazza un'altra volta, puoi risposarti anche Io tu. ho perso la memoria. Quello che è stato. Non lo ricordo più. Sono molto contento, sei molto Vado brava. vado avanti con i giovani, ovviamente. Fai benissimo. Sei bravissima. Carla, allora sai che facciamo? Adesso ci andiamo a prendere un duetto vostro. Vediamo se riusciamo a recuperare una cosa dove loro due sono insieme con un pizzico di musica. Quella, perfetta. Con un pizzico di musica. Vai un po'. Mi nerviglio. Ho messo un nastro rosa alla chitarra, è nata la più dolce serenata. Ascoltala anche tu, comprenderai perché io voglio tanto tanto bene a te. Con un pizzico di musica io divento romantico. Con un pizzico di musica ogni cosa dimentico. Una dozzina di stelle, la chitarra sul cuore. E accanto a me così bella mi sento un sognatore. Con un pizzico di musica io divento romantica. Tutto il mondo si dimentica insieme a te. Hai visto? L'avevi appena detto. Paolo. No, bravi, ha ragione. Scusate, Siete stati bravissimi. lì ero incinta di 7 mesi, pensate un po'. Era bellissima questa cosa. E tu eri il papà. Sì, io ero il papà. Ho visto che hai alzato il dito perché casomai. Ma sai che voi non vi rendete conto di quello che avete rappresentato? Io me ne rendo conto io invece per voi, perché siamo qua. È vero, non è un'emozione rivederli, parlare, vedere stare con voi insieme, sapere tutte le cose che avete fatto, è infinite sono. Sarebbe una trasmissione intera. Anche lei, non crediate questo angioletto qui che vedete nel coso, anche lei non pensiate che sia così. Questa si è messa, quanto, a 11 anni hai cominciato, giusto? 11 anni. È vero che ti riuscivi a infrattarti attraverso tutti i passaggi segreti, eccetera, a presentarti sui palcoscenici, entrando dai finestrini, dalle porte, eludendo tutte le guardie. Ma che scherzi? È vero o no? No. L'hai raccontato Io? tu però. Io? Come no? Ieri sera riguardavo i miei giornali e guardavo, vedo, autobiografia firmata da te, dicevi, io a 11 anni ho cominciato e riuscivo a scappare, a entrare anche quando mi fermavano. E poi ti hanno fatto fare... Beh, sì, perché i bambini non potevano Vedi che non cantare. mento, vedi È che vero, lo so. è vero, è vero. Ecco che non mento. Sì. La prova. A Ferrara, dove c'è Sgarbi che... E poi al Verdi addirittura ti hanno mandato a chiamare, Alberdi, no? bravo, ma come ricordi tutto, sei adorabile, guarda. No, è che mi piacete, questo è il punto, è facile ricordare le cose che vi... Ma come no? Hai voglia? Senti, no, adesso ci racconterai la tua vita, poi voglio sentire anche quella di Basurto, che anche la sua è una cosa incredibile, insomma, da vedere. Anzi, facciamo vedere una copertina di Basurto, ce l'abbiamo, mi pare che sia la Daily, non so chi sia. Vediamo un po' dalla regia. No, questo qui mi avete isolato e io lo volevo intero. Eccolo qua, canzoni della radio. Tu non te lo ricordi questo giornale qua? Sapete perché non ce lo ricordiamo? Perché noi ricordiamo il canzoniere della radio, no? Sì. Questo, guarda, è un fascicoletto che ho io, molto diciamo pregiato, perché venne mandato fuori quando l'Italia era divisa in due e usciva soltanto al sud questo giornale, capito? Quindi soltanto coloro che stavano praticamente a sud potevano comprare questo giornale perché non c'era. Allora lo guardate e ho detto, guarda Basurto quando cominciava. E chi È c'era? una meraviglia. Chi altro c'era? C'era la Beccari, se non sbaglio, vediamo un pochino, ecco, leggiamo un po'. C'era la Beccari, la vedi? Poi c'era Giuliani, la Giuliani e
No, Girolami non riesco. E Rosanna Beccari è quella in centro e non riesco a leggere l'altro nome però. Rondinella mi sembra. Giacomo Rondinella agli inizi della Quindi proprio della cosa. di allora, sì, sì, era proprio una copertina di allora Sì, bellissima. sì. Senti, bello. allora facciamo una cosa, Angelini, scegli... Eccolo lì, lo sapevo che c'era, guarda, lo sento io quando c'è. Sgarbi! Eccolo che è arrivato, al momento giusto. Cioè volevi dire? Quello che mi hai chiesto prima. Sì. No, di Basurto. Di Basurto. Eh. Dunque, allora, Basurto, cominciamo da te, perché, no? Per me è una grossa, devo dire, Io emozione. desideravo tanto proprio per stare. Sai quante volte ti ho ascoltato, le tue canzoni? Ma è vero che tu avevi già un tenore in famiglia? Sì, mio zio. Zio Felice? Bravo, zio Felice. Perché Io ero incantato, io guardavo lui e volevo sapere come faceva per cantare le cose. Ma tuo papà non ti voleva far cantare o no? Lui no, lui proprio non voleva. Io difatti di nascosto mi sono iscritto all'Associazione Scarlatti, Sì? ero nel coro, ma chi dirigeva il coro si è accorto che io ed un altro potevamo fare qualcosa. Allora da parte ci ha chiamato un giorno, dice, ma voi perché non studiate per fare? E difatti io non avevo possibilità per poter pagare. No, dice, non c'è bisogno, io voglio assolutamente che voi... E proprio in quel periodo che io stavo lì all'Associazione Scarlatti si incominciavano a fare queste scelte dalla RAI, facevano dei concorsi, specie di concorsi. Mi è venuta un'idea, dico allora scrivo anche io, no? ma allora proprio non si pensava di poter entrare. Infatti quando siamo entrati eravamo 71 partecipanti. Sì. Devo dire una cosa strana, hanno scelto me su 71. Ma ti rendi conto? Voglio dire, il primo sei uscito. E mi hanno scritturato subito. Questo ti parlo del 27 luglio del 39. Io ho iniziato il 27 luglio del 39 con Saverio Seracini. Con Seracini prima. Con l'orchestra moderna di Saverio Seracini. Ma siccome poi avevo un titolo, allora tutti dovevano, c'era la guerra, incominciata la guerra, sono dovuto partire anche io militare, quindi poi ho fatto il corso all'ufficiale, insomma tutto il periodo di tempo. Sono rientrato con un'orchestra americana che stava lì. E poi, dopo tanti anni, nel 1947 ho incontrato Angelini e Angelini ha voluto registrare questa canzone, che è una canzone allegra di Alfieri. Cos'era? Sospiratella. Sospiratella, quella di cui parlavamo prima. Esatto. Nel 1948 lui arriva a Roma con l'orchestra. Io ero con Fragna. Ma lui si ricorda di quella registrazione, dice no, lei deve venire con me. Allora io dico magari, io pensare ad andare con Angelini per me era una cosa, dico ma magari, come no, ma dico la direzione lo dirà, dice io me ne frego, lo vado a dire io subito. E sono entrato con Angelini. E allora c'era Angelini e Clerici, siamo diventati in tre, io, la Pizzi e Clerici. Eravate tu la Pizzi, quindi agli inizi praticamente anche lei? Proprio agli inizi. Quando l'ha conosciuta Gina, in effetti? No, perché Gina poi arriva, lui l'ha conosciuto un anno molto dopo. No, lui l'avrei conosciuto nel 49. Era già la regina, No, ma nel 49 sarà no, lui è entrato molto dopo. Ma no. E come no? Quando sei entrato tu? Lui no, sei entrato nel 49 circa, massimo sarà stato il 50, ma era quella stagione lì sicuro. È entrato quando... Li hai visti arrivare? Io l'ho visto arrivare. Senti, ma è vero che tu hai conosciuto tua moglie perché un ammiratore che stava in platea era un capitano dei carabinieri, no, un maresciallo dei carabinieri se non sbaglio? No, era... Che aveva 3 figlie? La mamma, il padre di lei. Era di tua maresciallo moglie? dei carabinieri e che faceva servizio ad un teatro, al Teatro Maggiore che c'è lì al Brancaccio, no? E io in quel periodo di tempo ero stato scritturato da una rivista in quel periodo di tempo per cantare una canzone nell'intervallo tra 2 riviste. Siccome lui faceva servizio lì, una volta mi ha portato a casa perché mi voleva far conoscere la famiglia. Hai conosciuto Maria lì tu? Ho conosciuto lì, però poi dopo io sono andato militare, non ci siamo visti più. Però un bel giorno un amico suo di mia moglie ha detto io devo vedere un cantante. Lei gli ha domandato ma chi?
Dice, Antonio Basutto, dice, ma io l'ho dovuto conoscere, è venuto pure a casa mia, dice, allora mi devi fare il favore. Insomma, ha fatto in maniera che io mi incontrassi, così ci siamo incontrati. Ed è nato l'amore. Ed è nato l'amore. Ma magnifico, tu pensa. che esiste ancora. Guardati nel giorno del matrimonio, praticamente. Oh, che bello, sì, a Santa Maria degli Angeli. Senti, con Angelini com'è stato il tuo... Io sono entrato sì, ti ho detto, nel 48, è venuto Carosone. Sì. E allora rientrava da poco, i giri suoi che faceva, e voleva dare ad Angelini una canzone assolutamente. Scusa un secondo, ti devo interrompere, mi spiace, devo dare la linea al TG1 perché un aereo è caduto vicino a New York, seguiamo subito quello che è successo. Oddio. Attenzione, guardiamo un po' quello che è successo, vediamo un po'. Grazie, linea al TG1.